Sono ragazzi quasi adulti ormai che hanno capito quella che è la situazione, non li hanno visti nel panico, li hanno visti comunque seguire le lezioni. A lezione online c'era anche il ragazzo che è risultato positivo, quindi ha seguito le lezioni anche lui, c'era tutta la classe già oggi. Non hanno perso nemmeno un giorno di lezione i ragazzi della quinta del liceo scientifico Leonardo da Vinci, in isolamento dopo che un loro compagno è risultato positivo al coronavirus. Nel gergo tecnico per tutti e 19 è scattato l'isolamento particolare. L'isolamento particolare, così è definito nel documento che l'USL ci ha mandato, prevede che i ragazzi rimangano a casa con una serie di prescrizioni di carattere igienico-sanitario, ma non che vengano messi in isolamento i loro genitori, i fratelli e nemmeno i docenti. L'isolamento ha coinvolto anche le maestre invece all'asilo parrocchiale di San Michele di Piave nel comune di Cimadolmo, dove è risultata infetta una bambina di 3 anni. Tornando al Da Vinci, il rientro a scuola avverrà solo quando ci sarà il via libera dell'ULS 2. Nel frattempo il dirigente scolastico chiede di evitare la caccia all'untore. Quello che mi preoccupa sono diverse cose. La prima è che non passi il messaggio che una classe in quarantena significhi bollare qualcuno o un'intera classe come possibile fonte di chissà quale contagio. Cioè il contagio ci può essere, sì ci può essere e lo sappiamo, però le norme di sicurezza stiamo cercando di rispettarle il più possibile, abbiamo un protocollo interno, ci sono le normative superiori e di conseguenza quelle le stiamo applicando.